9 milioni di euro. Di cosa parliamo? Parliamo del bando dei rifiuti che è partito lo scorso, i primi di luglio, quindi di questo mese, e che ancora una volta presenta le innumerevoli difficoltà che tanto l'amministrazione attuale scrollava di dosso relativamente al vecchio bando. Parliamo di 9 milioni di euro per un bando che doveva prevedere, che deve prevedere la pulizia, la raccolta dell'intero territorio agrigentino, perché è inammissibile considerare ancora oggi i nostri cittadini divisi per serie, cittadini di serie A e cittadini di serie B. E chi lo sa, magari i cittadini di serie A oggi sono anche profiletto. Vorrei tanto chiederlo a quei cittadini che oggi pagano fior di quattrini e che in realtà non riescono a vivere in una città degna di essere chiamata tale. E quindi sulla base di questo, sulla base di questi dati, di queste cifre, ho appena protocollato come capogruppo della Lega, come consigliere, come Nuccia Palermo, ho protocollato una richiesta di accesso agli atti relativamente al bando, ma soprattutto all'offerta migliorativa delle ditte. Voglio ricordare che passeggiando, come fanno tutti i cittadini, sul nostro territorio comunale, ancora una volta sembra essere inesistente il servizio di spazzamento, che per il vecchio bando avevano detto non fosse più esistente, ma che in questo, voglio sottolineare, dovrebbe esserlo, con 15, circa 15 unità che non so se vengono, e ve lo verificheremo, se vengono impiegate per lo spazzamento, e soprattutto vogliamo verificare con quali risultati. Eravamo convinti, e chiudo, che avendo sgravato il sindaco Firetto, l'assessore Amel, da un impegno gravoso, quale quello del bilancio, attribuendo la delega che prima era stata data ad Amel al nuovo assessore, il servizio rifiuti, la delega su rifiuti prendesse finalmente nuova linfa e nuova vita, portando a distanza di ormai un bel po' di mesi, se non anni, dei risultati migliori rispetto a quello che siamo abituati a vedere. Ebbene, anche questa speranza sembra essere morta. Verificheremo, verificheremo se il nostro comune verifica sull'operato delle ditte, ma soprattutto chiediamo la visione totale di tutta la documentazione. Mi è arrivata voce che la commissione urbanistica ha trattato il problema rifiuti. Lo devo verificare sui verbali che credo ancora oggi non siano stati pubblicati, ma lo verificherò. E che all'interno di questa commissione, visto che è impegnata a trattare la problematica sui rifiuti, il consigliere Gibilaro, abbia chiesto copia del cartaceo. Se tu parli di un oggetto è giusto parlare con carte alla mano. Sembrerebbe, ed è da verificare, che la stessa commissione si sia opposta alla richiesta del collega. Ora vorrei capire com'è possibile che delle commissioni lavorino in questo modo, e vorrei capire, tanto per allargare l'argomento, che fine abbia fatto quella benedetta commissione di indagine, la cui partenza sembra essere sempre più ritardata nel tempo. E se consideriamo che la scadenza è di 2 mesi, ho la seria impressione che abbiamo fatto l'ennesimo buco nell'acqua.